Cima d'Ors è una cima facile, ma di grande soddisfazione. Si trova abbastanza isolata sui fianchi di Creta Grauzzaria. Questo è l'ambiente montano in cui si trova questa cima. Si raggiunge percorrendo il Canal del Ferro fino a Moggio, poi lungo la Valaupa fino a Grauzzaria. Da Grauzzaria una stretta strada asfaltata ci porta verso il punto di partenza, Bad Iuz. Da Bad Iuz, raggiunto il borgo di mezzo, si prende il sentiero 418A che ci porta verso Casera Cima d'Ors. Altri 300 metri si raggiunge la cima. La discesa la facciamo sullo stesso percorso. Da Moggio il Maserate. Macchina da pensionati oggi. Oggi è la macchina speciale per imprese impossibili. Passare dappertutto nelle strade strette. A voi la strada. L'unica sicurezza di oggi è la Panda, che sappiamo che possiamo alzarla e girarla per tornare indietro. Ma no, qui è meglio che torniamo indietro. Su una stretta e tortuosa strada raggiungiamo Bad Iuz. Da Bad Iuz in pochi minuti si raggiunge Borgo di Mezzo. Gli alberghi sono ancora in costruzione. Anche le piste da sci. Cimpiase di miseria. Nel paese ci sono sia case ristrutturate che case in rovina. Non ci sono però abitanti residenti. Poco sopra il borgo prendiamo il sentiero 418A, che passa inizialmente su un tratto di bosco che ha subito un incendio. Si cammina su un sentiero comodo e ben mantenuto, che offre degli scorci panoramici molto belli sulla valle. L'ambiente boschivo in questo tratto si alterna fra pino mugo e piccoli faggi. Improvvisamente entriamo in una bellissima faggeta. Usciamo dal bosco praticamente ai piedi della casera Cima d'Ors. Neanche un minuto di volo del drone e comincia a piovere. Questo è tutto quello che sono riuscito a riprendere. La casera è molto ben tenuta, pulita ed attrezzata. Nella camera ci sono 3 letti e un bellissimo focolare. Un momento di sosta e riprendiamo il cammino. Ci mancano 300 metri di dislivello per raggiungere la cima. Man mano che si sale cominciamo a trovare un po' di neve. Mentre in casera pioveva, qui comincia a nevischiare. Infatti qui la temperatura è scesa attorno ai 0 gradi. Giornatona oggi ragazzi, siamo presi la più bella del nostro periodo. Dai che sono gli ultimi passi.
Eccoci in cima. Rimaniamo sorpresi dallo spettacolare panorama che si presenta, nonostante la giornata meteorologica sia pessima. Ecco alcune delle cime più rilevanti che si possono vedere da qui. Naturalmente neanche qui ho potuto far sollevare il drone, causa neve e vento. Questa, come si dice, è una giornata coi fiocchi. Oggi siamo qui perché ci hanno chiamato per il premio Cima d'Oro, no? Che poi abbiamo capito male al telefono perché con l'età non si sente bene e in realtà ci hanno fatto venire sul Cima d'Ors, ma qui non c'è nessuna premiazione, niente, solo che sta nevicando e si c'è chi? Dalla neve. Per salire non servivano, ma per scendere i ramponi sono indispensabili. Sulla sella c'è la continuazione del sentiero 418A che scende verso la Forchie. Ora di pranzo e siamo di nuovo a Casera Cima d'Ors. Fu così che i nostri eroi, sfidando il tempo e il clima, conquistarono la cima sotto fiocchi di neve da 300 grammi, virgola. Dopodiché discesero e mangiarono un bue al rifugio. Firmato Brickenbauer. Punto. Di nuovo il bosco di Faggi e il sentiero di andata. Con una piccola deviazione scendiamo verso la chiesetta della Beata Vergine. Qui troviamo una signora, l'unico abitante che momentaneamente abita nella valle. Sono più grandi le tasse dei Lens che la Stiases. Grazie a tutti per seguirci sul canale. Il nostro obiettivo è darvi spunti per conoscere e apprezzare le nostre splendide montagne. Arrivederci al prossimo video. Ricordatevi anche di fare l'iscrizione e attivare la campanella.